I lavoratori delle farmacie comunali hanno deciso di incrociare le braccia. Oggi 2 farmacie su 3 nel veneziano non hanno aperto le serrande, ovvero su 15 ben 9 sono rimaste chiuse. Alcune hanno lavorato perché erano di turno. Il motivo della loro rabbia è semplice: il contratto nazionale non è stato rinnovato, ma la beffa è che è stato addirittura azzerato. Non sono mancati ovviamente i disagi ai cittadini che hanno trovato le farmacie sbarrate. Da gennaio la risposta di Assofarm, che è la società che gestisce le farmacie comunali, è stata la disdetta, cioè attualmente noi siamo senza contratto, viene applicato un regolamento stilato da Assofarm in maniera completamente unilaterale. Insomma, denunciano gli stessi farmacisti, abbiamo ora solo un regolamento interno, siamo in balia, dicono, di scelte aziendali. Le farmacie comunali non scioperano, hanno detto da 20 anni, ma la situazione che si è creata rischia di essere una mannaia che prima o poi cadrà sulla loro testa. Ora sono scesi in piazza, ma la loro prossima mossa, se non dovessero avere delle risposte immediate e concrete, è quella di sfilare davanti al sindaco per chiedere a lui una soluzione. Ma non è tutto, è già partita una lettera di diffida alla società che gestisce le farmacie a non continuare su questa strada. Una diffida che ci porterà in aula, in tribunale, e sarà purtroppo un giudice, purtroppo perché dico che queste cose si dovrebbero risolvere sindacalmente, a dover decidere che cosa fare e che cosa non fare. Dalla piazza alle aule del tribunale la strada è corta. I lavoratori che oggi si sono riuniti in assemblea alla CGIL assicurano di non volersi fermare. I confronti fino ad ora sono falliti, ma senza mezzi termini assicurano di voler continuare questa battaglia per veder riconosciuti i loro diritti.